Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano! Finalmente è arrivato il Dreamcast. L'ultima console che volevo, la console finale che va a chiudere il progetto Cume iniziato a gennaio con il Sega Saturn e chiuso a dicembre con il Sega Dreamcast. E si gode raga, finalmente è arrivato. Sono strafelice, chiaramente abbiamo il joystick con la memory card integrata, poi andiamo a vedere anche le features, come si suol dire. E intanto abbiamo Virtua Tennis, gioco che ho bruciato in sala giochi, che ho riprovato a giocare, che sono una pippa atroce, non mi ricordo più un cazzo. E poi, forse il più bel gioco della serie Virtua Striker. Virtua Striker 2, versione 2000. Noi abbiamo il 3 versione 2002, questo però forse è quello più bello, quello riuscito meglio nelle sale giochi, anche che ci ho lasciato i milioni. Poi abbiamo chiaramente il box, la scatola perfetta, e godo, eccoci qua, e però l'abbiamo attaccato non con, diciamo, col cavo suo, ma ho visto che non ha neanche più spazio nella postazione retro, è collegato in HD, quindi siamo con anche con una grafica anche migliore rispetto a quella, diciamo, base. Adesso vediamo come mettere il tutto, perché sono con l'albero di Natale ragazzi, quindi siamo un po' in merda. Mi sono messo così, ho dovuto spostare la TV. Beh, così diciamo che può andare come postazione. E niente raga, ci becchiamo con Virtua Tennis. Ragazzi, siamo pronti. Però vediamo una cosa che ho visto col video. Eccolo qua, guardatelo, bello come il sole. Ciao caro, ciao. Allora, aspetta un attimo. Scusate, no. No, si vede così, non capisco perché. Ah, forse per questo. Allora, aspetta un attimo, scusate un attimo. Eccolo qua. Bene. Ok, allora, apriamo. Andiamo di Virtua Tennis. Virtua Tennis. E finalmente, raga, arriva il Dreamcast. Adesso vediamo dove cambiare la faccina, non so se cambia adesso o solo in game. Vabbè, dopo vediamo se cambia, faccio vedere. Ci siamo raga, eccolo qua. Virtua Tennis, ma poi anche mentre ad esempio su Virtua Striker cambiano, in base a quello che succede, cambia lo schermino, qualcosa di Epicus. Virtua Tennis! Jim Courier, lo mettevo sempre Jim Courier io. Ah sì, partiamo così. Austria contro Tommy Haas e si gode ragazzi. Il problema è che non riesco più a giocare a sto gioco. Ah, ma forse avevo provato l'altra modalità, però non l'arcade. Ecco perché adesso mi sto ritrovando. Ecco, appena detto bello. Cioè guardate che cambia 15 pari. Aspetta, vi faccio vedere, tanto facciamo cagare. Cioè, capite che si vede proprio il giocatore? Cioè pazzesco. Io non ho mai avuto il Dreamcast, ma era una super console raga. Ariete Courier e godo. Vai! E questo ragazzi in sala giochi bruciato proprio. E dicevo che con gente più grande di me, mi ricordo. Dopo questo è uscito anche per Play 2, comunque ce l'ho infatti. Ce l'ho anche per PSP, ce l'ho in tutte le versioni. La Sega c'è poco da fare come giochi, è sempre stata la numero 1 secondo me.
Godo. C'è il Dreamcast, signori, c'è il Dreamcast. Teniamoci così. Godo. Long 15. Questa è per la modalità della sala giochi. Mentre quella che ho giocato io era la modalità non arcade, che è diversa infatti. Ma questo è Virtua Tennis. Godo. Stiamo massacrando Tommy Ass. Ciao. Games the chair, games at the match. Prize money. On prize money, signori. Second round, Courier Handman, French Cup. E questo mi ricordo che sempre se lo giochi era il mio preferito a livello grafico. La terra rossa per me rimane la più bella da vedere. Ma dove? Attenzione, inizia già la crisi. Al secondo round no, però non possiamo fare queste figure barbine. Godo. Ragazzi, vengo dalla sconfitta del Milan con l'Atalanta e con l'Inter campione d'Italia, quindi le dure. Complimenti all'Inter per la seconda stella. Vai. Mi tocca tifare Juve, ragazzi, ufficiali. Meglio la Juve di Rima, meglio qualsiasi squadra dell'Inter. Cioè. Godo. Chiaramente a ogni round aumenta la difficoltà. O difficoltà, lascio voi la scelta. Godo. Position change. Io sempre Courier mettevo, perché per me Courier è l'americano, un po'. Il mio idolo era Sampras, ora mettevo lui nella speranza di ripetere le gesta di Pistol Pit. Bella merda, comunque, grazie. Grande rispostona, godo! Mamma mia, volée entusiasmante di Courier. Sempre beh. Tutto qua non so più giocare, cazzo, invece cambia completamente l'exhibition o il World Tour rispetto all'arcade. Non lo ricordavo questo. Godo. Zero can. Risposta da fenomeno, bye. No! Veronica. Non si scrive qualcosa che non ho visto prima. Win! È troppo bello. Ovviamente versione europea, io prendo solo console versione europea. Oh, contro Piolin. Negli States, Pioline, è uno stronzo Pioline. Cosa salva? Ancora la salva? Questa no. Che per me era Sylvester Stallone nella grafica, era uguale. Ma no, sbaglio, è alto per il pallonetto. Lungolina non so. Vai. No, la salva! Questo non puoi prenderlo però, amore. Si soffre negli States contro Pioline. No, il regalo. Pallonetto. Qua sbaglia Pioline. Mi apro il campo. Ed è gol. Godo. Oh, no, sbaglio sempre. Veronica di Piolin. Ma dove? Non ci credo. Rischio la breccata da Piolin. Salvataggio miracoloso. Gol. Piolin mi massacra. Vediamo così? Non ho mai giocato così, se la giochi. Non ci capisco niente. Sì, però perdere già il terzo round non è da Kuma, Non basta. Sylvester Stallone, ragazzi, è uguale. C'è Ace anche. Ragazzi, figura di merda, clamor. Proviamo a fare la rivincita. E poi però andiamo su Vera Striker. Adesso deve arrivarmi anche una chicca, ragazzi, con un accessorio
E là sì che si gode, ragazzi, si gode a cannone, come si suol dire. Mi sono aperto bene il campo qua però, con la salva, gol. Gollazzo di Courier. Punto importante. Bello questo, vai! Ottima volée. Dai, un ace. Dai. Inaccettabile. Poi un po' regalata, si tuffa. Ma Sylvester Piolin la mette. Di solito quando facevi il riavvio era un po' meno forte di solito. Infatti stiamo giocando molto meglio adesso. Qua si è aperto bene il campo Sylvester Pioline. Quindi è Pioline. Poi rischiata è male. Cosa fa? Cosa salvo? Gol, 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 gol. Primo game, primo set a noi. Cioè game, vabbè. Grande, grande Jimbo. Mamma mia, come me l'ha messa Piolin. Impossibile. Ma perché? Ma che cazzo di ace ho preso? Buono. Siamo ancora vivi. Che console però Dreamcast. Sto ace. Adesso è tosta. Grande apertura e non posso sbagliarlo. Roba nostra, roba nostra. Bello, questo è un punto da fenomeno. Ma perché? Questo brutto grande come triplo match point e l'andiamo a chiudere che si va al quarto round a Wimbledon, classico prize money, the Old England Championship contro Johansson. Mamma mia che risposta, ragazzi. Mi ha massacrato. No, no, no. Mamma mia. Dovrei tirare sempre così. Ancora un annullato, una palla break. No, che sbaglio. Male, male, male. Troppo, troppo forte. Mamma mia, Johansson ci sta spaccando i marroncini. Non ne vengo fuori. Dai, almeno un punticino l'ho preso. Lunga, lunga. Vai, la riprovo un'altra volta. E si apre bene il campo. Boom. No, forse andava fuori.
Le salva tutte, ma non può nulla su questa. Bello. Poligodo. Libidine. Libidine. Cazzo riga. Primo set a noi. Dalla sua parte quando serve lui è quasi impossibile. Bello però, questo è un gran punto per il talentissimo. Grandissimo. Vai Jimbo. Si butta ma non basta. Andiamo sicuramente al terzo. Deus è Deus. Gran servizio. Non lasciamoli là e andiamo al change. Buono. Cosa ho fatto? Attenzione, sta dando tutto Johansson. È un va, mamma mia, passato nell'unico punto praticamente. Bello sul servizio, ma una grande risposta di Johansson, ma il Kume risponde da fenomeno del Baltico. Bello, grande risposta. Mamma mia che due cappelle che ho fatto. Buono, advantage. Ha già annullato un match point Johansson. Ne annulla un altro, no? E mamma mia, sta salvando anche questa, dai fioi. E qua mi apro il campo giusto, yes! E si va in finale, nel round finale. Final round, Siga Grand Match contro Noia. No! Dai, sulla linea però. Non ne indovino uno. Cioè, anche questa è messo. No. Vabbè, andiamo già all'ultima possibilità, a questo punto proviamoci per avere per vincere il primo colpo devo allenarmi leggermente. Riproviamo, se non va, pazienza ovviamente. Perché poi c'è Virtua Striker o Stalker o come cazzo volete voi. Niente, non posso andare troppo a rete che mi beffa.
Madonna, ma come cazzo le metto? Niente, tutte perfette. Una volta facevo tutti i round al primo colpo in sala giochi. È triste sta cosa. Grande Moia. Ho un punto, evviva! Evviva! Out. Aia. La proprio forte, ragazzi. Complimenti a noi. Championship point per lo spagnolo. Finisce qua. Game over. Raga, adesso andiamo su Virtua Striker. Raga, e adesso Virtua Striker 2. Che per me è più bello del 3, quello che abbiamo per GameCube. Ta-dan! Eccolo qua. Raga, sono troppo contento veramente di aver chiuso le console. Adesso è chiaro che sì, posso tentare magari delle special, qualche edizione limitata a prezzi accessibili, ma tutte quelle che volevo sono arrivate. Mamma mia. Il godimento è atroce. Ok. E adesso tanta roba, tanta roba. Sega Sports. Official Good. Aiuto. Ciao. Qua siamo in sala giochi, ragazzi. Come in sala giochi. Italia contro la Spagna, la prima. Ta-na-na-na. Vediamo che qua si cambia il... Per il momento no. Queste vedete sono le magliette di Francia 98 alla fine. Guardate che cambia. Guarda che c'è il cover. No vabbè, ciao. E poi questa è una fluidità, una giocabilità, questo che supera assolutamente Virtua Striker 3, questo rimane il più bello. Faccio fermo. Questa è l'Italia di France 98, anche se l'edizione 2000, ma le maglie sono di France 98. Attenzione, esce. La Zubizarreta c'era all'epoca. No, non ci credo. Mamma mia, miracolo. È duro, è tosto, è tosto, è tosto. Tiro, no, maledetto. Contropiedone. Sì, poi giochiamo normal, va che è meglio, che vedo la squadra troppo sbilanciata. Ve lo devo regalare un gol.
Era anche più facile secondo me il 3. Come la Spagna subito aggressiva. Le furie rosse. Bello. Fallaccio, fallaccio. Ah, che bello avere i due giochi, i due Virtua Striker, ragazzi, anche in versione console. Non ce ne sono altri purtroppo. Io non capisco perché non continuare la saga, anche per PC, magari con la grafica ancora più pompata, cioè. Boh, è stato un sogno. Oh, non mi fanno tirare? Attenzione, questa è bella! Il tiro impossibile! Mamma mia! Per un attimo ci ho sperato, beh. Dai che la sbaglia! No, la sbaglio anch'io. Attenzione! Buttala in mezzo, ma... ero troppo vicino, non ci credo. Beffa atrocissima. Fallaccio, suoniamo al golden goal. Oh, ma non la perdono mai. Troppo lunga, troppo lunga. Attenzione! Non ci credo. Al volo! Tira! Non ci voglio credere. Miracolo di Zubizarreta. Fuori, fuori, fuori. Bisillabo di infelicità. Fallo, va bene. Aia, grande Pagliuca. Non c'è niente da fare. Mamma mia, non rigore per golden goal. Mamma mia, tostissima, ragazzi. Durissima, raga. Niente, non mi hanno fatto fare 2 tiri praticamente. Niente, nessuno dei nostri purtroppo. Fallaccio. Niente, al primo round già così difficoltoso, pazzesco. Bello questo, non fischiarla, non fischiarla. In mezzo, in mezzo. Ma muoviti, ma Dio santo. Non ci credo, ma come cazzo l'ha presa? Come cazzo l'ha presa? Gol. Godo! Godo! Zio Ken. Ah, che mangiata. È finita, ragazzi. Tutto me le ha prese. Ne facciamo un'altra. Mettiamo l'altra squadra che mettevo sempre. Comunque sono veramente fiori. Che bello. E cercherò di prendere più giochi possibili di questa console perché ha tante di quelle chicche, ma però che deve arrivare, ragazzi. È un chiccone atrocissimo. Subito eliminazione al primo turno per Fremer. Olanda. Contro la Tunisia. Solo le squadre di Francia 98 queste.
Tunisia. Stiamo su offensivo. E adesso li massacriamo. Dai però. Mamma mia, questo era bello. Mettila in mezzo. Ah. Questo è veramente difficile, oh. Potevo avanzare. Sta un pirlotto. Questa era una grande azione però. Avevo già un'Olanda spumeggiante. Tira! Al volo tira! Non ci credo. Mamma mia, oh. Tunisia che gioca in difesa. Dai che è un turno più agevole questo rispetto alla Spagna. Però subito di prima. Boom. Al volo qualcuno! Ed è il golazzo! Ed è il golazzo! Gol. Best goal. Fantastic. Wonderful goal. Vabbè, salviamoli tutti. Grandissimo gol. E detto che ho visto un'Olanda più gasata. Ma non ci credo, ma tu, fatica Laivert. Grande. Edwin van der Sar. Grandissima azione, ma non riusciamo a sfondare. Al volo, non ci credo. Che gol. No, ma era più questo best goal però. Boom. Tunisia annichilita, ragazzi. Buono. No. Se i tiri da fuori sono la cosa più bella su sto gioco. Comunque ragazzi, c'è poco a dire per l'epoca, aveva una grafica, è vero che è arcade, quello che vuol dire, tanto divertentissimo, ma una grafica fiori. Occhio. Che sboccio, che golazzo. Gol magico, oserei dire. Non so se qualcosa di diverso. No. Rainbow. Facciamo un minuto solo della prossima, dai. E sto gioco, ragazzi, veramente una tira l'altra. Oh cazzo. Contro la Don't Cry for Me Argentina, signori. E subito.
Attenzione, attenzione. No, Roa. Come me l'ha presa Roa? Fuori. Raga, io vi saluto. È arrivato anche il Sega Dreamcast, ma questi sono due giochi capolavoro secondo me, ma deve arrivare il terzo con accessorio che è qualcosa di incredibile. Raga, ce l'abbiamo fatta. Gennaio 23, siamo partiti col Sega Saturn. Arriviamo a dicembre con il Sega Dreamcast. Tutte quelle che volevo ci sono, dal SNES in poi, perché le prime sinceramente non mi appartengono perché comunque sono troppo lontane e non le ho neanche mai giocate, però quelle che volevo sono arrivate. Raga, alla prossima. Ciao!